Imprenditori edili e del settore alimentare che avrebbero messo a disposizione della Cosca Crucitti di Reggio Calabria i loro nomi sono finiti in manette oggi nell'ambito dell'operazione Sistema dei Carabinieri. Sono 8 le persone sospettate di appartenere a vario titolo al clan di 'Ndrangheta, tra cui un esponente dell'amministrazione comunale in carica, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso, intestazione fittizia di beni, bancarotta fraudolenta e concorso in associazione di tipo mafioso. È stato aperto ieri al traffico un tratto ammodernato di 12 km della nuova strada statale 106 ionica tra Borgia e Simeri Crichi. Alla cerimonia sono intervenuti tra gli altri il ministro dei trasporti Altero Matteoli e l'amministratore dell'ANAS Pietro Ciucci, questa mattina al cantiere della 3 di Barrittieri di Seminara nel Reggino, dove ha annunciato la conclusione dei lavori per i tratti già appaltati e quelli che stanno per essere appaltati a dicembre 2013. Ennesima conferenza stampa oggi del consigliere regionale del PD Francesco Sulla sulle royalty per i comuni costieri del Crotonese. Sulla continua ad attaccare la giunta Scopelliti, che non ha intenzione, a suo dire, di dare al territorio crotonese i 64 milioni di euro previsti in un precedente accordo di programma quadro e di aver già speso in altre emergenze anche quelle risorse che lo Stato aveva già erogato per le annualità 2007-2010. È stato sottoscritto stamattina presso la sala delle conferenze della Protezione Civile di Germaneto a Catanzaro un protocollo d'intesa tra lo stesso settore ed il direttivo dell'Eoclub Distretto 108 IA per la realizzazione delle attività previste nell'ambito del progetto distrettuale Crescere in Sicurezza. Il progetto ha lo scopo di approfondire la conoscenza del servizio di gestione delle emergenze.